Grazie Giovanna. Nella giornata mondiale del rifugiato, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ricorda che nel 2017 gli sbarchi sulle nostre coste sono diminuiti del 34% e lancia un appello all'Europa. Sentiamo Alessia Gizzi. C'è un problema europeo, no? Un problema, è soltanto che fisicamente entrano per Italia perché è più vicino. Sottolinea la grave inesistenza di politiche d'accoglienza europee condivise l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che fa appello affinché il nostro paese non sia lasciato solo ad affrontare l'arrivo dei profughi. Calati del 34% rispetto al 2016 secondo l'Ocse, sulle coste italiane sono comunque 16.000 solo i minori approdati nel 2017. Una situazione che qui in Europa è assolutamente gestibile, non dovrebbe produrre panico o chiusura di frontiere o chiusura di porti, perché in realtà la soluzione è a portata di mano, sta nella condivisione della responsabilità. Di numeri ben più ampi di quelli europei parla il rapporto annuale dell'UNHCR. Sono 68 milioni e mezzo i profughi nel mondo, l'85% dei quali è costretto a fermarsi nei paesi limitrofi, paesi in via di sviluppo, poverissimi, dove le condizioni di vita sono al limite della sopravvivenza. A Roma, per presentare il suo documentario Il dolore del mare in occasione della giornata mondiale del rifugiato, anche una testimonial speciale. Dobbiamo dare protezione ai rifugiati, perché in loro riside l'ultima speranza per la democrazia nei loro paesi. Intanto alcuni profughi sbarcati la scorsa notte a Pozzallo, tra i quali anche un bimbo di 8 anni arrivato solo dall'Eritrea, raccontano di un bilancio ben più grave dei 12 corpi lasciati alla deriva dalla nave americana Trenton che li aveva soccorsi. I dispersi sarebbero addirittura 70.